Il maestro Silvano Plafford anche questa sera accompagna l'inizio di Fantastici, dove Marco e Pippo incontrano i propri fan, nello specifico Maci. Ciao a tutti. Ciao Maci, allora vogliamo farti qualche domanda per conoscerti un Sì. po' meglio. Ti piace andare al cinema? Mi piace tantissimo il cinema, sì. Il tuo attore o attrice preferita? Attrice preferita, divento proprio matto con questi tutti i film. E il poster a casa, attaccai via in camera. Proprio un fan accanito sì. di? Non mi viene il nome, è a cosa che l'attrice. Quella che ha i poster in camera? Sì, che è quella che fa tutti quei film. L'attrice che fa tutti quei film non è che mi aiuta quella tantissimo. che recita sempre, che fa parti. Che ha fatto che il film che prima che sia il cerchio con Leone che viene fuori. Sono un miliardo. Che è l'attrice che ha fatto tutte le parti da femmina. Sei un'attrice? Giulia Roberts! Giulia Roberts, bravo, Giulia Roberts. Maestro, non so come ha fatto a indovinare, però allora salutiamo anche Giulia Roberts, se sei all'ascolto. Abbiamo una canzone per Giulia Roberts. Certo. È brava Giulia Roberts! È brava Giulia Roberts! È brava Giulia Roberts! Adesso sono sicuro che Giulia Roberts non era all'ascolto e quindi ringraziamo il maestro Silvano Plafford. Se posso anche salutare il fratello di Giulia Roberts. Ah, non conosco, come si chiama? Ciao Neutro. Neutro Roberts. C'è neutro. Un ragazzo acqua e sapone. Non ho dubbi. Torniamo dal nostro Maci. Sì. Credi negli UFO? UFO. Secondo te c'è vita intelligente oltre a questo pianeta? Perché se a volte è difficile credere che esista vita intelligente in questo pianeta. Se te vuoi dire un segreto, praticamente io non l'ho mai visti personalmente, però mia mamma mi ha detto che quando ero tanto piccolo c'è stata più da UFO. E ha praticamente detto che tipo mi ha fatto tipo un riscatto che ha domandato a mia famiglia e tipo praticamente che io voglio in cambio un tocco del mio cervello al posto di riavermi in cambio. Ha detto mia mamma che ha asportato una gran parte del cervello e che dall'epoca non si è accorto che sono più strano praticamente. E lei ha detto che si sta UFO, però mi non ho mai visti personalmente, però si ha un tocco del cervello che ti dica. Sì. Poi va a capire se sono diventati più intelligenti oppure no. Vabbè, abbiamo una base per gli UFO finché mi riprendo dalla notizia. Uframa! È brava Uframa! Scusi, maestro, guardi, è sufficiente per questa sera. Ma ci finiamo con l'ultima domanda. Chi sono per te gli amici veri? Per me gli amici veri sono quelli trasparenti. Per cui sono veri. Perché i veri, se che pensi i veri, sono trasparenti, ora gli amici veri È vero. È vero, sono trasparenti, no? Perché il vetro è trasparente, no? I veri? Sì. Sì, a volte esistono anche i veri fumè. E sarebbe da capire voi altri cosa che ve fumè. Ma nel dubbio noi chiudiamo la puntata, ringraziamo Maci, ringraziamo il maestro Silvano Plafford. Ha una canzone per gli amici veri? Amici mai, perché siamo come noi, non è